Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, so che è molto difficile resistere all'assedio coordinato del mainstream, alla demonizzazione del giornale, del media unico, sull'orco col tupè alla Casa Bianca e come dire, non farsi influenzare dalla mostrificazione quotidiana di Donald Trump intento a dare fuoco all'America e al mondo. Intendiamoci, Donald Trump a volte ci mette del suo, per esempio chi vi parla condivide assolutamente il suo obiettivo di non consentire che un orrendo totalitarismo nazi-islamico come quello iraniano arrivi ad avere la bomba atomica. Poi non ho ben capito la strategia che Trump ha per impedirla questa cosa, perché gli stop and go mi sembrano francamente troppi, a volte troppo contraddittori. Ma in politica, nella politica internazionale a maggior ragione, una regola aurea è fare un'analisi comparata, cioè banalmente guardare cosa c'è di là. Cos'è oggi la sinistra americana, che è peraltro ineluttabile anticipazione e condizionamento della sinistra europea occidentale? Oggi ce lo insegna il Michigan, dove secondo ormai tutti i principali media americani le primarie democratiche per poi giocarsi il seggio al Senato del Michigan contro i repubblicani sono state vinte dal signor Abdul El Sayed. Diciamo, chiunque di noi capisce che non è del Michigan da 12 generazioni, è un cittadino americano di prima generazione, figlio di genitori egiziani. C'è, secondo alcuni media, uno spettro del riconteggio, perché il margine rispetto alla candidata, diciamo, moderata, diciamo afferente ai democratici tradizionali vecchio stile, sarebbe un margine ridotto. In ogni caso al momento danno vincente e quindi si giocherà il seggio al Senato del Michigan Abdul El Sayed. E chi è Abdul El Sayed? Per farvi un'idea vi cito una fonte insospettabile, vi metto in fila alcune posizioni e dichiarazioni riportate dal Corriere della Sera, cioè non da Radio Libertà o da qualche bavoso estremista sovranista preconcetto. Il Corriere della Sera ha infilato alcune perle di questo che è l'ennesimo astro nascente della sinistra americana e quindi mondiale. Un commento sull'uccisione di Khamenei? No, qui si trovava a Dermot nel Michigan, c'è tanta gente triste. La demografia dice che il 45% degli abitanti di quella città del Michigan sono musulmani e quindi ci informa lui che per rispetto di questa tanta gente triste sulla morte di uno dei peggiori macellai contemporanei non ha reputato di dire nulla. Le persone ferite feriscono le persone. È il commento illuminato del signor El Sayed dopo l'attacco terroristico a una sinagoga del Michigan, tra l'altro piena di bambini in quel momento, da parte di un libanese naturalizzato americano legato a Hezbollah. Cioè non ha condannato il terrorismo islamista firmato Hezbollah, ha detto le persone ferite feriscono le persone. Ci ha mostrato senza neanche tanto infingimento e ipocrisie un giustificazionismo per un attentato firmato Hezbollah sul suolo americano. Criticando un senatore democratico pro-Israele, il collega o aspirante tale dal suo punto di vista John Fetterman ha detto auspicabilmente basta attaccare a un palo la testa di un orco per scoraggiare tutti gli altri. Diciamo che non sembra proprio coltivare lo strumento del dialogo, quello che coltivava il povero Charlie Kirk, per intenderci, perché evoca l'azione di attaccare a un palo la testa di un avversario interno, peraltro. Se loro abbassano il livello, noi li portiamo nel fango e li strozziamo, ha detto un altro comizio. Diciamo che El Sayed è una sorta di declinazione in Michigan di Mamdani, di questa nuova sinistra nominalmente democratica che non ha più nulla a che fare con la tradizione, diciamo, bideniana, clintoniana, tanto più kennediana del Partito Democratico, che non è che sia l'ideale di chi vi parla, ma un conto è questo, un conto è una nuova sinistra americana che giustifica attentati di Hezbollah, che non dice nulla perché è un giorno triste, il giorno in cui muore Khamenei, ma ancora
El Sayed ha fatto più volte comizi o interventi insieme al podcaster di estrema sinistra Hasan Peker, il quale ha detto cose come l'America si meritava l'11 settembre. Questo è il tabù per eccellenza della storia americana, la ferita più grave della storia americana, nella coscienza americana. L'America si meritava l'11 settembre. El Sayed ha fatto campagna elettorale con un signore che sostiene queste cose e che diceva anche: voglio vedere il sangue dei capitalisti scorrere nelle strade. Cioè, sai sentire Che Guevara, non di qualcuno che parla nel paese per eccellenza del capitalismo e che ha dimostrato che il capitalismo è nettamente il modello migliore o meno peggiore, fate voi, per creare ricchezza e benessere per la maggior parte della popolazione. E invece questo come dire, clone di Mamdani vince le primarie in Michigan, uno stato tra l'altro tendenzialmente moderato, appunto. E la sua agenda è un'agenda copia e incollata da quella di Mamdani, cioè provvedimenti sociali all'insegna di un socialismo di fatto, di un assistenzialismo a pioggia, soprattutto per le minoranze, soprattutto per alcune minoranze, un'evidente sconfessione dell'identità americana, visto quello che dice in campagna elettorale e con chi si accompagna, un sostanzialmente estremista che non solo non si dissocia da atti terroristici, ma usa frasi ambigue e che addirittura non si turba se qualcuno che lo sostiene dice che l'America si è meritata l'11 settembre. È questa la nuova sinistra americana, la sinistra che in nome del wokismo cieco e acefalo si sta consegnando a personaggi che hanno un'agenda non esattamente improntata ai diritti, diciamo, poi, perché questo è il grande abbaglio, per questo è un'anticipazione anche della nostra sinistra, del nostro campo largo sempre più sbilanciato appunto a sinistra e sempre più estremo. Cioè l'alternativa in America e nel mondo, l'alternativa politico-culturale è quella incarnata da Mamdani, da El Sayed, da una sinistra estremista, filo-islamista, anti-occidentale. Capite che se il quadro è questo, e usciamo dalla isteria della bolla, se il quadro è questo e con tutte le perplessità e i limiti, Dio ci conservi a lungo Donald Trump. Grazie a tutti, a domani.